Eccoci, nuova puntata della nostra storia. Come potremmo dire, gli aspetti che andremo a vedere insieme. Il primo, generazioni a confronto per quanto riguarda l'amministrazione di un comune, ma anche passato e presente della raccolta differenziata e del riutilizzo dei rifiuti. Nella seconda parte invece racconteremo la storia della calzatura nel Montebellunese, ma anche nella Marca Trevigiana e nel Veneto, e poi parleremo anche di sport agganciato sempre a questa economia. Naturalmente tutto questo dopo la sigla. Ce l'hanno quasi fatta. Con la tenacia e il senso del dovere che li contraddistinguono da sempre, gli alpini trevigiani stanno per completare il lavoro di ristrutturazione della casa colonica nel comune di Fontanelle, destinata a divenire centro di recupero, terapia e reinserimento lavorativo per giovani tossicodipendenti. Un lavoro che si protrae ormai da anni e che può ben essere quantificato nelle 35.000 ore di lavoro offerte generosamente dalle penne nere dell'ANA della provincia di Treviso, in un gesto di esemplare altruismo. A ottobre, con buona probabilità, gli alpini saranno dunque in grado di consegnare a Don Gigi Vian e ai suoi ragazzi della piccola comunità di Conegliano un centro destinato a divenire quasi certamente un punto di riferimento nell'ambito della cura e del recupero delle tossicodipendenze, e con questo intento si lavora ogni sabato e domenica alla Cremente. Ci ha incoraggiato moltissimo vedere lì Alpini, perché l'assemblea di delegati, quando è stato fatto l'appello per rispondere alla richiesta della piccola comunità di Conegliano, è stata una risposta unanime, e nel maggio dell'85 abbiamo iniziato e la media dei partecipanti è di 25-30, però abbiamo superato punte anche di 60-70 unità lavorative nei giorni di sabato e di domenica. Alpini che provengono da ogni parte della provincia, facenti capo ai 92 gruppi di cui è composta la nostra sezione. Dal cantiere degli Alpini, come tutti lo chiamano dalle parti di Fontanelle, sta così per nascere un centro dotato di tutte le attrezzature necessarie che costituirà il primo grande intervento operato dagli alpini nel settore della lotta contro le tossicodipendenze su scala nazionale. Ma lo spirito di solidarietà di un solo gruppo non basta. C'è bisogno di un intervento a più largo raggio, tali e tanti sono i costi che un'iniziativa del genere comporta. Ci sono, ad esempio, gli enti locali che, consociandosi, una grossa mano sul piano finanziario la potrebbero dare. E già qualche cosa si sta muovendo, lo dimostra la visita compiuta stamane al cantiere da parte del sindaco di Spresiano. Che impressione ha tratto a seguito della visita di questo eccezionale cantiere? Ma l'impressione ottima, era fuori discussione, conoscendo gli alpini, conoscendo lo spirito, conoscendo quello che loro ci mettono di loro stessi nelle cose che fanno su tutti i loro interventi, e quindi questa credo sia un'opera meritevole di esaltazione per il significato sociale che ha per la comunità. E non sono solo parole, dato che il sindaco di Spresiano ha già annunciato che il suo comune stanzierà un contributo per l'iniziativa. Chissà che non sia il primo di una lunga serie. Giuseppe Fava nel 1987, Giuseppe Fava, ma anche il figlio Roberto Fava nel 2023. Benvenuti a loro, a voi. Perché li abbiamo convocati? Perché qui abbiamo praticamente 2 generazioni di amministratori. Sindaco dal 1980 al 1993, vice sindaco attualmente. Allora, cominciamo per questione di anzianità con come ci si sente a rivedersi oltre 40 anni dopo? Ma io sono sempre stato un innovatore, ho sempre accettato le modifiche della storia, dell'evoluzione dei tempi. E mi sono sempre adattato a quello che succede durante la vita delle persone, e sicuramente ho qualche rimpianto rispetto al passato. E tante cose sono cambiate, è cambiato il mondo, sono cambiate tante cose che le accetto, però sempre con riguardo al passato, pensando che tante cose potrebbero essere fatte meglio. Che cosa ha insegnato il papà al vice sindaco attuale?
Tante cose immagino, Lucio, guarda, amministrativamente parlando. Beh, intanto non è tanto dal punto di vista amministrativo, perché sicuramente il modo di amministrare in quegli anni oggi è completamente diverso rispetto a allora, ma da un punto di vista proprio dell'impegno sociale, dello spirito e della vita che mio papà mi ha dimostrato. Io lo racconto spesso quando mi chiedono come mai la passione politica. E ora racconto che ho vissuto una infanzia da figlio del sindaco, no, ovviamente, e andavo a trovarlo in comune quando dovevo parlare con lui. Allora, intanto che parliamo, Francesca Pezzo con il nostro Alessandro Ganzieri ci fanno vedere delle immagini di Spresiano, l'inserto il numero 2 del 1982, così entriamo già nell'ordine di idee di essere il figlio del sindaco. Questa è Spresiano nell'82, adesso non so se ve la ricordate, con piazza ancora da asfaltare e un po' di altre cose. Dicevi allora? No, dicevo che lo andavo a trovare in comune quando avevo bisogno di parlare con lui, proprio per dimostrargli che lui non c'era a casa per me, no? E le segretarie mi vedevano lì e mi fa: ma cosa fai? Devo parlare col papà. Ma te lo chiamo? No, c'è la signora prima, dopo tocca a me. E questo era un modo un po' anche per dimostrare che mancava la sua presenza in famiglia. In realtà ho capito con gli anni che lui non c'era per me perché c'era per tutti, e questo è il significato vero di capire un amministratore di allora, che si dava veramente completamente agli altri, e un figlio bene o male ne ha acquisito l'esperienza e anche l'insegnamento di vita, insomma. Valsa la pena darsi tutti quegli anni della propria vita per gli altri, per la comunità di Spresiano? No, dipende dall'educazione che uno ha. Io sono stato educato ancora da mio nonno, che era una famiglia di contadini, aveva sempre la porta aperta per qualsiasi persona che aveva bisogno di qualcosa. E io ho imparato tante cose. Mia mamma faceva sempre l'infermiera del paese, e così ho pensato che dedicarmi alla politica deve essere un servizio che si deve dare agli altri. Non ho mai considerato la politica come professione, ma ho pensato sempre alla politica come servizio. Tant'è vero, sul libro che ho scritto è la gioia di servire. La gioia di servire perché? Servire i cittadini, specialmente chi non ha la parola, non ha la possibilità di esprimersi meglio nei suoi bisogni. Li devi capire e deve intervenire proprio nei momenti che uno ha bisogno, senza che lui dica niente, perché il servizio deve essere questo. La politica deve essere un servizio, non una professione. Vabbè, ma però la politica è anche centro di potere, no? Sì. E quindi voglio dire, uno magari la politica la fa anche perché, come dire, ha in mano il potere, che in fondo è uno dei vizi, se vogliamo, no? Ma io sono creduto... Intanto dobbiamo vedere questo Spresiano, è particolare, dopo lo commenteremo. Allora, torniamo. Potere e politica, potere da sindaco. No, non ho mai considerato il potere. Ho sempre considerato la politica come servizio, perché la mia formazione è stata da Caratognolo, dalle Acri, che ho partecipato, e il professor Chiereghin è stato un ottimo formatore. Il professor Chiereghin? Sì. Luigi Chiereghin faceva il formatore di chi voleva fare l'amministratore allora? No, chi voleva addentrarsi nella politica andava in Caratognolo, lì c'era un centro di formazione. Fermo là. Stessa cosa per la sua generazione? Insomma, non è proprio così. Domanda polemica, evidentemente. Chiaro che è polemica. No, questo manca, però sai, forse manca anche il ruolo dei partiti. Manca, insomma. Io sono uno che spera che i partiti ritornino ad avere quel ruolo, perché è lì che una persona si deve formare nel confronto e all'interno di un contenitore che si chiama partito politico, proprio perché deve essere espressione di idee e anche formazione di chi quelle idee le deve interpretare. Purtroppo oggi molto spesso invece chi va ad amministrare un comune, io spero che il futuro sia un pochino diverso, ma chi è andato a amministrare un territorio e un comune lo ha fatto partendo da un'esperienza che si è poi fatto in campo, cioè senza averla e senza avere una formazione di base.
Non per questo ma sono stati dei peggiori amministratori, ma però purtroppo hanno fatto molta più fatica, sicuramente perché una formazione data anche ai valori che poi tu devi interpretare ti consente poi di amministrare con una visione che è diversa dal fatto che inizi da zero. Ecco. Manca quel tipo è mancata negli ultimi 20-30 anni, credo, quel tipo di scuola di formazione politica, e io mi auguro che i partiti tornino ad esserlo, cioè che le persone credano che un partito politico è anche questo. Quando c'era di questa formazione politica c'era anche una selezione, cioè mica tutti sono adatti a fare l'amministratore, mentre qua mi sembra che per molto tempo uno vale uno, insomma, no? No, è un sacrificio che devi fare. Ma facevate selezione, cioè voglio dire... No. Andava chi aveva piacere di imparare qualcosa. Ma aveva anche... se uno non aveva attitudine? Vabbè, c'era di tutto come c'è adesso, non c'è niente da fare. La gente non aveva attitudine, ma partecipava, cercava di inventare qualcosa. Ma per esempio oggi se noi andiamo dai consiglieri comunali a chiedere cos'è il diritto amministrativo, probabilmente non lo sanno. Noi a suo tempo si parlava di diritto amministrativo in Caratognolo con il professor Chirighin. È una cosa fantastica. Quando io avevo 18 anni andavo a imparare il diritto amministrativo. Quando sono arrivato in comune sapevo cos'era la delibera, cos'era l'ordinanza, sapevo tutte queste cose. Oggi invece uno le deve inventare perché non ha l'opportunità di aver fatto... Io per esempio ho partecipato anche alla scuola di formazione che ha fatto Fanfani e la Camiluccia. Si imparavano tante cose. Poi c'erano i prefetti dei ministeri che venivano a fare i docenti. Quindi c'era la formazione, è la base, questo è il primo dato che secondo me emerge dal nostro confronto, la formazione è la base per poter sapere amministrare bene. Insomma. Ma non solo, anche per progettare il futuro, per leggere il presente e per proiettarlo poi al futuro. Questo è il primo dato che è molto interessante, sentendo poi questo passo tra generazioni. Però io adesso, abbiamo visto per tanto tempo Spresiano dell'82, vi voglio portare da un'altra parte, vi voglio portare a Visnadello e vi faccio vedere degli interni, che sono gli interni della filatura San Lorenzo del 1983, perché anche qui c'entra un po' la famiglia, no? Perché il papà faceva il sindaco, la mamma... Lavorava in filatura. E quindi è un altro pezzo di casa questo? Beh sì. Sì. In fatalità io oggi ho un'azienda con gli uffici proprio dove c'è... La filatura San Lorenzo, che cos'era per la comunità di Spresiano? Chi mi vuole rispondere? Chi l'ha vissuta? Era un punto di riferimento per le famiglie, perché c'erano tanta gente che lavorava lì. Era l'infa vitale delle famiglie. Ecco, il rapporto tra amministrazione e impresa, l'ho usato per questo. Ma è una cosa che io ho sempre lottato su questo concetto, perché probabilmente il rapporto tra cittadino e impresa è sempre stato visto male. E invece bisogna capire che chi ha l'impresa deve fare il suo tornaconto per quello che fa, però non deve essere l'impresa al di fuori della società civile. Ecco, allora come si rapportava lei da sindaco con gli imprenditori? Ad esempio, quando venivano e dicevano guarda fare un altro capanò. Ma cercavo di capire e di mettere assieme la sua imprenditorialità verso l'utile della società. Cioè, tu fai il capannone perché? Che beneficio hai alla comunità? Cosa dai di più alla comunità? È interessante. Adesso, visto che abbiamo queste immagini, poi proseguiamo oltre, tutto questo non c'è più, le macchine non ci sono più, sono rimasti alcuni capannoni dismessi, adesso chiamiamo l'amministratore attuale. Che futuro ha quest'area qua? Beh, intanto premesso che quell'area in parte di Spresiano e il resto è di Villorba. Però abbiamo noi adesso sull'area di Spresiano un'ottima prospettiva, perché purtroppo le vicende amministrative di quell'azienda si sono evolute con la messa all'asta di alcuni beni,
E sulla parte adiacente alla piazza di Visnadello, 2 imprenditori l'hanno acquisita, stanno realizzando un progetto, e questo ci darà un progetto di tipo commerciale, residenziale. Questo ci darà anche la possibilità di sistemare la viabilità di Spresiano e anche la piazza, perché è in progetto, è nei nostri desideri quello di realizzare una rotonda proprio all'ingresso di Visnadello, che consentirà di togliere il semaforo, di cambiare la viabilità della piazza e di migliorare tantissimo il paese. Quindi oggi per noi quella situazione della San Lorenzo diventa un'opportunità di sviluppo di tutto il paese, e non può essere altrimenti, perché un edificio così importante che si affaccia proprio all'ingresso del paese sulla piazza di Visnadello non può essere che un'opportunità che cambierà il volto del paese, per cui la vediamo come un'opportunità. Insomma, c'è sempre un po' di visione quando poi finisce una storia come quella della San Lorenzo, ma molte altre storie. Noi ci vediamo un altro RVM. Qui abbiamo un incendio lungo la Pontebana alle porte di Spresiano. Qui c'è un incendio di un'autodemolizione probabilmente abusiva nella zona dove adesso più o meno ci deve essere il Plavis. Sì. Ecco, da sindaco, quando c'erano queste emergenze, come funzionava ai suoi tempi? Ma avevo il personale che, secondo me, il personale deve essere sempre motivato, che non serviva che venissero a lasciargli gli allarmi, erano loro che partivano immediatamente. C'era una sensibilità proprio del benessere della propria comunità. Quindi erano loro attenti e intervenirono con tutte le strutture possibili e con anche le istituzioni che ci sono, dai pompieri non so, ai vigili del fuoco, alla questura, intervenivano loro prima ancora che io dicessi qualcosa. Invece qui noi abbiamo vissuto la sede dell'R41 qualche mese fa, certo. Vedendo queste immagini, intanto l'intervento dei vigili è diametralmente opposto. Sì, sì, vedrete sì. Poi delle altre immagini che fanno un po' pensare sull'attività di vigili. Però dobbiamo dire che i tempi sono cambiati per fortuna, ecco, sì. In maniera positiva, salire sui mezzi in fiamme con le scale così, insomma, oggi per fortuna ci sono mezzi diversi, ecco, sì, diciamo appunto, così. Fa un po' pensare. Sì, però voglio dire... Il dispositivo? Ad esempio, rispetto a quando il papà faceva il sindaco, che c'era tutta la comunità, si metteva in moto, qui invece ha dato un messaggio che è il messaggio di voler bene il proprio territorio, che oggi purtroppo è un po' meno, perché anche solo il fatto che la gente butti per terra una carta è un sinonimo di non voler bene al proprio territorio. Il papà diceva che gli stessi dipendenti, gli stessi cittadini erano pronti subito ad attivarsi, e quindi voleva dire proprio quanto ci tenevano al proprio paese, e se avveniva un evento, un evento grave, subito le persone intervenivano. Oggi un po' meno, ecco, un po' meno, diciamo. Tanto è vero che adesso, forse più tardi riusciamo a aprire, mi pare, adesso non vorrei sbagliarmi, ma a dare una mano ai vigili c'erano addirittura dei cittadini verso la fine del filmato. Qui parliamo di una cosa capitata nell'84, almeno secondo i nostri archivi, quello sotto mi sembra che sia un cittadino che ci sta cercando di dare una mano, tanto per dirne una. Però questo ci fa eccoli qua. Sulla vena del scatto. Ecco, qui hai la comunità che, insomma, voglio dire, si dà una mano, siamo veramente... Sì, ci sono oggi delle regole che per fortuna rispettiamo, però il senso di comunità anche nell'intervenire su questi eventi era molto più forte di quello di oggi. Allora, visto che abbiamo parlato di territorio, Spresiano è conosciuta, come molte altre parti della nostra provincia, come area di cave. Allora vi faccio vedere una delle cave più famose di questo territorio, cioè la cava di Lovadina di Mosole. Sindaco, ci racconta un po' la storia di questa cava? È stata una cava dismessa e abbandonata. Mosole cercava di avere una possibilità anche di avere un utile da questo bene. E io ho sempre cercato di ragionare con lui o con altri, pensando al beneficio che potrebbe avere la comunità, in qualsiasi tipo di cambio d'uso del bene. All'epoca abbiamo ragionato anche con la Regione
pensando di modificare il piano regolatore, dando la possibilità di fare un'attività sportiva e quant'altro, insomma, che poi le cose sono andate così. Insomma, mi pare che un po' di attività sportiva ci sia, perché lui ha fatto il circuito, ha fatto no, ma poteva essere molto di più. L'area era interessato anche il comune di Villorba e come Spresiano eravamo molto disponibili a trovare una soluzione. Abbiamo visitato in Austria e in Germania delle cave dismesse, come le avevano recuperate, come attività sportiva e sociale, e era una cosa molto bella. La cosa più gravosa che abbiamo trovato è stato col comune di Villorba. Che non è stato d'accordo per questo? No, perché lì abbiamo fatto un intervento di piano regolatore dove si lasciava la discrezione alle amministrazioni di coordinare le varie attività. Era generico. La cosa doveva passare in regione, per l'approvazione della regione, e veniva avanti. Però il fatto è che se non c'è la sensibilità politica dell'obiettivo, non si riesce ad andare da nessuna parte. Però adesso con gli occhi di oggi, come si è evoluto adesso le bandiere, secondo me? È una cosa molto apprezzata, perché la gente, se noi andiamo lì qualsiasi momento, vediamo la gente che cammina, che fa corsi in bicicletta, poi uno se la gode. Poi ha costruito le piscine lì vicino, cioè ha dato un po' di attività, insomma, ha cercato di dargli un po' di soluzione. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, già finito il primo blocco, e poi riprendiamo perché voi non lo sapete, ma il signore qui a sinistra è stato il primo presidente del consorzio Priula, e se detto così non dice niente, però se io parlo di rifiuti, di scariche e soprattutto di Contarina, avete già capito qualcosa in più. Ma dopo la pubblicità.